Eccoci arrivati ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva dell'atletica leggera, il CDS categoria assoluta, campionato di società che si svolge in 2 fasi regionali di qualificazione in vista delle finali nazionali di settembre. In Veneto la prima gara ha fatto tappa a Marcon, in provincia di Venezia, nel weekend del 14 e 15 maggio. 1 o 2 giorni dal doppio volto quella di Marcon, sole e grandi prestazioni nella prima giornata, pioggia, vento e freddo nella seconda, con atleti costretti a limitare i danni per portare punti alla propria formazione. Ma partiamo da un numero, 77,77. È questa la misura che ha consentito a Leonardo Gottardo di vincere la gara del lancio del giavellotto, siglando il suo primato personale. 59 centimetri di progresso, un altro passo verso la barriera degli 80 metri che gli varrebbe il minimo per i mondiali di Corea. Il miglioramento di Leonardo è una gioia condivisa con l'atletica Biotecna Marcon, per il quale Gottardo gareggia quando non indossa la maglia dell'aeronautica e che l'ha aiutato ad affrontare i momenti di difficoltà, rilanciandolo nel gotha dell'atletica italiana. Adesso Gottardo è al massimo e pensa di fare il minimo per dare ai campionati mondiali e lo farà senz'altro. Ha avuto un periodo brutto qualche anno fa da un infortunio, un po' anche sfiduciato, per fortuna col presidente Quirino noi l'abbiamo preso perché credevamo in lui e d'altronde i maggiori risultati, combinazioni li fa sempre qua sul campo di Marcon e speriamo di vederla ai mondiali, che se lo merita veramente perché fa tanti sacrifici e tanta passione. È stata una soddisfazione enorme per lui in primis perché ha avuto tanti problemi a partire da quando era nelle categorie giovanili fino a pochi anni fa. Lui si è rilanciato proprio con l'atletica Biotecna Marcon e quindi un plauso anche per questo alla società che l'ha riportato un attimino in auge. Quello di Leonardo Gottardo non è l'unico successo ottenuto dalla Biotecna Marcon. Tante vittorie, molti podi e numerosi piazzamenti a dimostrare la compattezza della squadra, ancor più dell'eccellenza dei singoli. La stagione è cominciata molto bene quest'inverno con i campionati italiani assoluti, dove ho raggiunto il 7° posto nei 62 ostacoli indoor. E per quest'estate speriamo di riuscire a migliorare o comunque uguagliare il 7° posto ai campionati italiani assoluti nei 110 ostacoli. I 400 ostacoli diciamo che è la mia seconda specialità, per cui oggi alla fin fine con il tempo che abbiamo è andata anche bene. Questa era la prima gara che ho fatto ieri di triplo, anche la prima gara di questa stagione, dopo una stagione indoor. Devo dire che mi trovo veramente bene, sono molto contento per la società, le promesse che mi sono state fatte sono state anche mantenute fino adesso. Il mio obiettivo numero 1 è quello di riuscire in qualche modo a influenzare con la mia gara, con il punteggio e da portare questa società in finale oro e di dare il mio massimo in finale dopo. Spero di far bene quest'estate alle gare individuali, nazionali e si vedrà quello che potrò fare. Siamo ancora all'inizio, quindi la forma è un po' quella che è. Dopodiché la giornata non è stata sicuramente tra le migliori, e la pioggia e il vento non è stato di vantaggio né per noi né soprattutto per i corridori. Però insomma siamo partiti con 15 metri e l'importante era fare una misura sufficiente per garantire la finale oro. Finale oro, è questo il grande obiettivo centrato dalla Biotecna Marcon grazie alla conquista del 2° posto ottenuta l'anno scorso in argento. Ora tra la Biotecna e Sulmona, dove si terranno i campionati il 24 e 25 settembre, solo la conquista dei famosi 22.000 punti. Per noi sinceramente sarebbe una finale storica, la finale oro, e ce le stiamo mettendo tutte e quest'anno abbiamo anche rafforzato abbastanza la squadra con dei buoni innesti molto giovani e speriamo di riuscire a raggiungere questi 22.000 punti, però penso che oggi con questo tempo sarà un po' difficile e spuntiamo tutto alla seconda fase che sarà a Vicenza inizio luglio. Io penso al 100% che la finale oro ce la conquistiamo. Dobbiamo andare a Sulmona a tutti i costi perché io ho tanti anni che lavoro per questo, ma soprattutto per i ragazzi. Perché ci credono e io ci credo, sono sicuro che arriveremo nella finale a Sulmona. Per una società di atletica leggera il CDS è la gara più importante dell'anno, proprio perché rappresenta il coronamento di duri anni di lavoro. Ma qui alla Biotecna anche i ragazzi tengono tantissimo questa finale e più che alla propria prestazione badano a portare punti alla squadra, come il marocchino Bazar che ha voluto fortemente correre i 5.000 metri dopo il piccolo incidente occorso nella giornata precedente nei 1.500. Per recuperare la gara ho fatto
5.000 oggi almeno per recuperare un po' di punti. È stata comunque bella, basta. Mi è piaciuto anche il ritmo della gara, che è stato un po' tranquillo, non è stato molto forte. Adesso speriamo per la seconda fase, che riesco almeno a migliorare la mia prestazione di quest'anno. Per me la società della Biotecna Marcon è stata la prima società in Italia, perché prima facevo solo il meeting internazionale e basta. Ma da 2008 che sono con la società, quasi 3 anni, mi trovo bene e grazie a loro, a tutti quanti, Franco, Guirino, responsabile, a voi, il comune di Marcon e gli sponsor, grazie mille. Il campionato di società nel caso nostro è probabilmente ancora più importante del campionato italiano, proprio perché ci sentiamo squadra e quindi il nostro impegno va nell'interesse comune della squadra. Io poi chiaramente ho una certa età, quindi per me questa è l'unica gara importante dell'anno. Però anche gli atleti di punta nostra ci tengono moltissimo. Al termine della prima fase la Biotecna Marcon si piazza al secondo posto della classifica maschile a quota 21.441 punti e con una gara, il salto in alto, ancora da recuperare. Un successo di risultati dunque, ma anche organizzativo. Il grazie del presidente va, oltre che ai suoi ragazzi, a chi rende tutto questo possibile. Soprattutto il comune di Marcon, perché mi ha dato tanto aiuto e sicuramente mi ha incoraggiato ad organizzare queste manifestazioni. Dopo abbiamo la Sile Lattoniere, che è uno degli sponsor più grandi, e la Playlife. La società ottiene grandi risultati e celebra ogni anno delle manifestazioni molto importanti a livello assoluto dell'atletica e quindi insomma la nostra comunità e l'amministrazione sono orgogliose di questa esperienza molto importante e significativa per il nostro territorio. Abbiamo inaugurato la pista rinnovata l'anno scorso, quindi una pista nuova, e l'Atletica Biotecna sta organizzando manifestazioni di livello sempre più crescente. E questo insomma ci fa anche ben sperare, perché no, di avere l'ambizione che in futuro potremo organizzare manifestazioni di livello ancora più alto. E a chi pensa che Biotecna Marcon sia solo settore assoluto risponde il presidente Boschiero. Io ho un gruppo numeroso di giovani, ragazzine e ragazzini, dagli esordienti, i ragazzi cadetti, ne ho circa 60-70 ragazzini che stanno andando molto bene. Abbiamo dei ragazzi a livello regionale, uno quest'anno addirittura che ha fatto il triplo, che è quasi a livello nazionale nella sua categoria. Sono molto soddisfatto, anzi io penso che dovrò lavorare più sul settore giovanile.